Oggi ho anche l'onore di presentare in anteprima al Consiglio il nuovo corso presentando le giunte direttamente al Consiglio regionale. La lunga attesa, durata 29 giorni, finisce questa mattina alle 10:40, quando il presidente del Veneto, Luca Zaia, davanti a 51 consiglieri regionali, svela i nomi dei 10 assessori. Non mancano le sorprese, con 8 di loro al debutto e con il veneziano Gianluca Forcolin scelto come vicepresidente. 4 gli esterni, uno di questi è il trevigiano Federico Caner, chiamato a valorizzare il turismo, ma anche a seguire una nuova delega, quella dell'attuazione del programma elettorale. Sono stato sorpreso anche piacevolmente perché mi sono state assegnate delle deleghe che mi piacciono molto. Treviso innanzitutto ha il maggior numero di consiglieri regionali, 4 alla lista Zaia, 2 alla lista Lega, poi ha il presidente che è trevigiano, ha il sottoscritto come assessore. Per quanto riguarda il resto della squadra, Giampaolo Bottacin bellunese si occuperà di ambiente, Cristiano Corazzari viene dal Polesine e seguirà cultura e sport. 2 i padovani, Roberto Marcato si occuperà di commercio e di valorizzare le piccole e medie imprese, mentre Giuseppe Pan, prima eletto consigliere, poi escluso per un ricorso ma che in settimana si rivolgerà al TAR, si occuperà di agricoltura. Riconfermati con le stesse deleghe Luca Coletto, sanità, ed Elena Donazzan, che si occuperà di istruzione, edilizia scolastica e lavoro. Al debutto in giunta le altre 2 donne, Manuela Lanzarin, vicentina, alle prese con volontariato, non profit e flussi migratori, ed Elisa De Berti, avvocato da 10 anni, sindaco del piccolo comune veronese Isola Rizza, 3.000 anime, e recentemente a capo di un movimento contro le troppe tasse. Zaia rivendica l'autonomia nella scelta degli assessori. Ringrazio i partiti che mi hanno assolutamente lasciato totale e piena libertà nelle nomine e penso che dalle nomine si sia capito.